Benissimo, i suoi 4 minuti iniziano da ora. Buongiorno a tutti, noi siamo FastLabGate, abbiamo realizzato un progetto, un motore di ricerca di SMS, il software si chiama OpenXT. Questo software ha una caratteristica di il software è OpenXT. Il software ha una caratteristica, adesso lui è l'inventore del software di Marco. Allora, il nostro software è un motore di ricerca di SMS, in particolare il nostro sistema POL, cioè risponde solamente alle richieste ricevute dagli utenti con una singola risposta. Questo si differenzia dalla nostra tradizionale push che magari è un messaggio se volete, abbiamo realizzato un avvento di servizio in collaborazione con Telecom Italia e con l'identità. Se volete fare una prova, ad esempio, se non avete salto su 349 046 e scrivere per esempio un termine, per esempio Wikipedia, il sistema risponde Se volete potete provare il servizio adesso, c'è un numero limitato di SMS che potete provare perché sono a posto. Sì, è in fase A. Abbiamo fatto un po' di indagini di mercato, abbiamo visto che in Italia ci sono il 43,80% di giovani, diciamo, compresi tra i 25 e i 50 anni, e poi il 23% di persone da 0 a 5 anni e il resto del 2% oltre i 55 anni. In Italia quindi è un paese abbastanza vecchio, con pochi giovani che vanno a cercare opportunità. Come può confermare questa slide che vedete con Istat abbiamo fatto un'altra analisi di mercato e abbiamo chiesto tramite Facebook e tramite applicazioni che permettono di fare delle indagini di mercato quanti SMS inviano le persone in media al giorno e il 40,8% ha risposto da 1 a 3 e abbiamo chiesto se usano gli SMS e ha risposto di no, anche l'SMS poi abbiamo fatto un'altra domanda: se fosse più semplice e più economico per te utilizzare maggiormente gli MMS, e la risposta sì, è decisamente troppo alto il costo di invio di un MMS e quindi non è abbastanza ottimizzato per il mercato. Quali informazioni chiederesti al motore di ricerca di SMS e MMS? Il 70% ha risposto di essere inefficace per il programma. Diciamo che questo è un campione di 50 persone online. Ancora un minuto. Passiamo un po' a quelle che sono le caratteristiche. Abbiamo scelto di realizzare un sistema di SMS e MMS perché volevamo che fosse compatibile con tutti i cellulari, volevamo un servizio che tutti quanti potessero usare. Inoltre la novità dell'SMS è che l'informazione rimane salvata nel cellulare, quindi si può consultare successivamente, si può annotare, si possono condividere. Il nostro sistema si può applicare a tantissimi campi. Noi in questo caso abbiamo realizzato un servizio alfa che si chiama Wikipedia SMS, ma lo stesso servizio di motore di ricerca si può applicare a tutti questi campi. Noi l'avevamo ideato per piccole realtà locali, poi abbiamo avuto la fortuna che Telecom Italia ci ha ricevuto e ci ha dato la possibilità di fare una demo, diciamo, ma ci ha detto che serviva un prodotto che potesse generare grandi quantità di SMS e Wikipedia è uno dei siti più visti al mondo. Perfetto, grazie ragazzi. Una domanda, c'è una domanda per loro? Chi è che ha fatto la prova? Alzate la mano.